Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. A Salò si affrontano Feralpi e Lecco, 23esima giornata di campionato, girone A di Serie C. Lecco dopo 2 pareggi consecutivi per 0-0 affronta la formazione bresciana, terza forza del campionato, alla pari del Renate, arbitra la gara Madonia di Palermo, della Feralpi che vuole il successo casalingo, mentre Lecco vuole tornare invece a riassaporare i 3 punti come è accaduto proprio in trasferta nell'ultima occasione con mister Luciano De Paola. 4 minuti e 20, lancio in profondità a sinistra per Spagnoli che impegna Pissardo. Numero 11 della Feralpi conclude bene in diagonale col mancino, lo rivediamo. Basta poco la Feralpi per rendersi pericolosa, una palla in verticale, qui i guantoni di Pissardo che si distende. Ancora Feralpi Salò, sempre su quel versante, la stoppa di Molfetta che poi se la porta sul sinistro, prova il tiro a giro e ancora una volta Pissardo la tocca. Poi prosegue l'azione ma nulla di fatto. Sul tiro cross di Molfetta, Pissardo decisivo. Riapprezziamo ancora una volta dal vertice sinistro dell'area di rigore la conclusione di Molfetta che guarda quell'angolino e poi strepitoso Pissardo sotto la traversa. Calcio d'angolo, 10 minuti, grande pressione della formazione di casa col colpo di testa di Spagnoli ancora. E Pissardo è presente, poi il gioco viene fermato ma il portierone bluceleste ancora una volta decisivo, presente, va a saltare di testa Spagnoli bruciando Capoferri, ma conclusione centrale, ben piazzato comunque il portiere del Lecco. Prosegue ancora una volta la pressione della Feralpi Salò, questa volta il cross nel cuore dell'area va a saltare Luppi che non inquadra la porta di Pissardo, soffre il Lecco nella prima mezz'ora, c'è solo la formazione di casa di Molfetta, si sposta il pallone sul destro, guadagna spazio, nessuno gli va incontro, il destro di Molfetta non va lontano dall'incrocio dei pali alla destra di Pissardo. Buona però la conclusione e lo spunto del numero 7 in maglia verde-azzurra. Ancora la Feralpi che manovra con Carraro, poi il cross, il tiro cross, ma questa volta velleitaria l'azione della Feralpi. Siamo nella ripresa, Lecco si fa finalmente vedere davanti con questo pallone per Lacti entrato dalla panchina, la conclusione con il destro. De Lucia deve scaldare i guantoni per la prima volta nel corso di questo match. Rivediamo, palla filtrante per Lacti che è ben piazzato anche se da posizione piuttosto defilata sulla destra, lascia partire un buon destro. Attento però il portiere della Feralpi che poi al 53esimo con Spagnoli ancora nel cuore dell'area dopo una buona combinazione col mancino, palla che però finisce abbondantemente a lato, calcio d'angolo battuto corto ma bene perché la Feralpi poi va sul fondo, mette dentro questo pallone e qui la splendida sforbiciata di Balestrero in condizioni precarie di equilibrio, lo rivediamo sul cross, anticipa la difesa dell'Lecco e Pissardo è strepitoso ancora una volta nel colpo di Reni, decisivo il portiere dell'Lecco per mantenere lo 0-0, 60esimo, palla buttata dentro, poi si gira Luppi ma non può in questo caso creare pericoli per Pissardo, continua però la pressione forte ancora della Feralpi che gioca di un altro calcio di punizione, questa è una clamorosa occasione perché va a intervenire Salines tutto solo davanti all'area piccola col mancino al volo, non inquadra la porta ma grande pericolo per il Lecco che poi ci prova, Giudice ha un'ottima chance al 66esimo ma la transizione viene gestita male perché temporeggia un po' il numero 7 in maglia bianca
si perde l'abbrivio dell'azione, si piazza la difesa della Feralpi Salò, sfuma una potenziale occasione per gli ospiti. 78esimo, Tordini, anche lui è entrato a partita in corso, cerca di andare a dar fastidio a De Lucia e pare in un primo momento poterci arrivare. Non è così. 91esimo, siamo al momento chiave del match. Feralpi che si distende a sinistra, dentro il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, calciato da Corrado. Buona la sua partita sull'out di sinistra. Non interviene nessuno, ma la partita non è ancora finita. 92esimo. Dentro il pallone di Guidetti per Guerra che anticipa Battistini e batte Pissardo. Il gol della vittoria della Feralpi lo costruiscono due giocatori entrati entrambi dalla panchina che decidono il match al 92esimo. La finta di Guidetti che poi col sinistro mette dentro un buon pallone. Guerra è lestissimo ad anticipare Battistini alle spalle, ad eludere il fuorigioco e a segnare il gol che consegna la vittoria alla Feralpi Salò. La formazione di mister Stefano Vecchi vince 1-0 in pieno recupero, batte il Lecco di De Paola e prosegue la sua corsa ai vertici della classifica. E il Lecco invece torna a conoscere dopo 4 partite la sconfitta.